Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento della sera che va a chiudere le nostre edizioni live su friulitv.net. Apriamo subito con una notizia dell'ultima ora. Rapinatore solitario nella ricevitoria al numero 13 di via Aquilei a Cervignano, appeso circa 100 euro dalla cassa ed è fuggito. La rapina è avvenuta poco dopo le 17 di oggi. L'uomo è entrato nell'esercizio commerciale a volto coperto e munito di un coltello da cucina si è fatto consegnare il contante, poi è fuggito in sella alla bici, inutilmente seguito dal titolare. In corso le indagini da parte dei carabinieri. E ora andiamo in montagna per l'aggiornamento degli interventi effettuati oggi dal Soccorso Alpino. Alle 12.30 intervento della stazione di Cave del Predil assieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea e dell'Elisoccorso regionale su chiamata al numero unico d'emergenza 112 di un austriaco. L'uomo si è procurato una frattura alla caviglia mentre arrampicava nella nuova falese attrezzata sulle pareti del Col Opic a quota 1600 metri di altitudine. La falese è raggiungibile tramite il sentiero 637 da Sella Nevea ed è considerata la distanza da percorrere a piedi. La Sores ha provveduto a inviare l'elisoccorso in suo aiuto. L'uomo era assieme ad una compagna di arrampicata. L'equipe medica è stata calata sul posto con una vericellata. Dopo la visita del medico all'infortunato, ha provveduto ad imbarcarlo. Con una seconda rotazione l'elicottero è andato a prendere anche la donna. Entrambi sono stati portati a Sella Nevea, dove i due hanno deciso di rientrare in Austria autonomamente per recarsi in ospedale a bordo della propria auto. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di un infermiere in servizio in un'azienda sanitaria della regione e di un odontoiatra contro il provvedimento di sospensione dal servizio per la loro mancata sottoposizione al vaccino. I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimi i provvedimenti dell'azienda e hanno respinto la richiesta dei ricorrenti di rimettere alla consulta le questioni di costituzionalità riguardanti la legge che ha posto l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Per i giudici è errata l'affermazione secondo cui i vaccini attualmente disponibili si troverebbero ancora in fase di sperimentazione, poiché i 4 vaccini a oggi utilizzati sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione previa raccomandazione dell'EMA. Si è aperto questa mattina a Trieste il processo ad Alejandro Augusto Stefan Meran, il cittadino dominicano accusato dell'uccisione di 2 agenti, Matteo De Menego e Pierluigi Rotta, durante la sparatoria avvenuta il 4 ottobre 2019 in questura a Trieste. L'imputato non era in aula. Presenti però i familiari di De Menego. La volontà di dare giustizia a mio figlio, ha detto il padre al termine dell'udienza, supera qualsiasi ostacolo. Sono qua dall'inizio e starò qui fino alla fine. I fatti sono palesi e speriamo che si risolva velocemente. Diamo pace a questi 2 ragazzi. E ora chiudiamo con una notizia di turismo. Incrementare gli investimenti durante la pandemia è stata una scelta strategica della giunta regionale. Il rischio era quello di fermarsi, ma chi ha coraggio di investire avrà un maggiore vantaggio competitivo al momento della ripartenza. Per la ripresa del turismo regionale è importante presentare i luoghi simbolo del territorio rinnovati e in grado di confermare l'adeguatezza dell'offerta del nostro territorio. La riqualificazione della terrazza a mare contribuisce in questo caso a essere volano economico e turistico per l'intera regione e non solo per Dignano Sabbiadoro ed è un segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione regionale per garantire l'attrattività del Friuli Venezia Giulia. È la sintesi dell'intervento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante la sottoscrizione con il sindaco di Vignano Sabbiadoro Fanotto e alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Bini, dell'accordo di programma per un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della terrazza a mare.
E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live, l'ultima per oggi. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi una buona serata e alla prossima soprattutto. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.